La cultura genera valore, genera crescita economica, il mecenatismo dei nostri imprenditori abbia un ritorno dal punto di vista proprio economico sul territorio. Investire nella cultura significa generare crescita economica. È quanto emerge da 2 ricerche presentate in Regione che hanno portato all'annuncio della nascita di un osservatorio permanente sul mecenatismo culturale delle imprese venete. Il comparto culturale della Regione vale oggi 9 miliardi e 400 milioni di euro, pari al 5,3% dell'economia del Veneto e dà lavoro a quasi 146.000 persone. Investire sulla cultura significa quindi non solo investire nelle mere attività di conservazione dei beni, ma anche proprio generare quell'utilità, quel valore aggiunto che si può tradurre in maggiore occupazione, maggiori investimenti e anche maggiore attrattività dal punto di vista turistico. I musei di oggi non sono altro che le fabbriche di ieri e quindi ecco perché ci dobbiamo prendere cura delle fabbriche di oggi, perché saranno sicuramente i musei di domani, ed ecco perché dobbiamo parlare lo stesso linguaggio. Le organizzazioni museali, le Confindustrie, la Regione si devono sedere allo stesso tavolo per poter ragionare insieme, perché i dati che sono emersi sono estremamente importanti. Occuparsi di cultura vuol dire occuparsi di economia, non dimenticando che la cultura deve essere di tutti. Gli studi evidenziano anche gli effetti positivi dell'Art Bonus, il credito d'imposta che incentiva le donazioni a favore del patrimonio culturale. Ogni euro investito produce un ritorno economico di almeno 1,50 euro che può superare i 5 con l'aumento dei flussi turistici. Secondo Confindustria Veneto, restaurare un bene culturale significa attivare un'intera filiera economica coinvolgendo professionisti, artigiani e imprese. L'obiettivo dell'osservatorio sarà dunque mettere in rete aziende e istituzioni per rendere il mecenatismo sempre più strategico e favorire nuovi investimenti nella cultura.